Cala la pressione sugli ospedali, primi risultati dei provvedimenti di distanziamento sociale. Restano le difficoltà sul reperimento dei tamponi, sui macchinari, sui reagenti e tra chi continua a lavorare all'interno dei nuclei familiari e nelle comunità la trasmissione del virus può continuare. Noi adesso vediamo tantissimi cluster, per esempio nelle comunità d'anziani, e ricoveriamo tantissime persone che sono familiari di persone infette. Ecco, questo secondo me è una cosa su cui secondo me bisogna riflettere. Dal punto di vista epidemiologico c'è ancora una strada lunga davanti. La probabilità che l'epidemia riparta se si rilasciano queste misure di distanziamento sociale in questo momento è elevatissima. È evidente che queste misure devono essere accompagnate da altre misure che includono l'incremento della capacità diagnostica, che includono la messa a disposizione in massa di dispositivi di sicurezza tipo le mascherine e allo stesso tempo sviluppare sistemi che permettano il tracciamento automatico dei contatti. Se vogliamo muoverci per un po' di tempo dovremo rinunciare alla nostra libertà di privacy.